Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Misurina, fra le Dolomiti di Sesto. La nostra meta è il Monte Piana, dove c'è un museo all'aperto della Prima Guerra Mondiale. Volendo, si può salire al Rifugio Maggiore Bosi, che è in cima al Monte Piana, con la navetta, ma noi saliremo a piedi. Non faremo però esattamente il percorso della navetta, ma uno con dei tagli e delle varianti. Dopo circa un quarto d'ora lasciamo la strada della navetta ed entriamo qui a sinistra. Mamma mia, che frana! Hai visto? Sì, è venuto giù da qua. Mamma mia! In questo punto, Forcella Auta, abbiamo ripreso il percorso della navetta. Adesso sarà praticamente sempre in comune fino al Rifugio Maggiore Bosi. Eccoci arrivati al Rifugio Maggiore Bosi. Qui termina il percorso della navetta e da qui in poi è tutto libero. Noi visiteremo la cima del Monte Piana, faremo tutte le trincee, il Vallone dei Castrati, la cima del Monte Piano, che è di fronte. Arrivati a questo punto, chi vuole, e ovviamente con l'attrezzatura, può fare il sentiero storico, che però è attrezzato con cordini ed è molto esposto e quindi ci vuole quantomeno il casco e l'imbrago e il moschettone. Noi invece andiamo per il 122 direttamente in cima al Monte Piano. Da qui c'è uno dei panorami più belli di tutte le Dolomiti.
Volendo si può seguire un percorso storico riadattato con delle tabelle e dei numeri progressivi. Non accessibile, vero? Un po' pericoloso. E questo è il famoso Vallone dei Castrati. Durante la Prima Guerra Mondiale, da queste parti, persero la vita più di 14.000 soldati. Quello su cui ci troviamo adesso è il Monte Piano, che era in territorio austriaco, mentre il Monte Piana era in territorio italiano.
con la visita alla chiesetta si conclude il nostro tour del sentiero storico del Monte Piana. Per il ritorno faremo un tratto del percorso della navetta come l'andata, fino a Forcella Auta, e lì gireremo a sinistra per variare un po' il percorso e anche per visitare il carinissimo Lago d'Antorno. Ecco, una bella beccaretta. Ecco, siamo tornati a Forcella Auta. Adesso scendiamo giù a sinistra seguendo il percorso della navetta e fra un po' però lo lasceremo per un sentierino che ci porterà al Lago d'Antorno. Ecco, in questo punto lasciamo definitivamente la strada della navetta, seguiamo a sinistra il 122 che indica Lago d'Antorno e Misurina. Eccoci arrivati al Lago d'Antorno. Adesso poche centinaia di metri ci separano dal punto di partenza. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus!